alle 17, oggi pomeriggio, abbiamo riaperto la 251 con una corsia a senso unico alternato regolata da impianto semaforico. L'annuncio tanto atteso da un'intera valle arriva direttamente dal numero 1 di Veneto Strade dopo un mese esatto di lavori. Era il 5 dicembre quando con la prima ondata di maltempo una frana aveva interessato la provinciale 251, arteria principale da e per la Valle di Zoldo. È stato un lavoro difficile e lungo perché oltre alla quantità di materiale, 2000 metri cubi, alla situazione del versante che abbiamo già messo in sicurezza comunque per il transito, si sono verificati eventi atmosferici pesantissimi con nevicate molto abbondanti che hanno impedito agli operai di lavorare per giorni, insomma. E la 251 è una delle strade che potrebbe passare ad ANAS seguendo la riclassificazione in corso, partita che fa intendere Vernizzi non è chiusa, anche se la stessa provincia con il consigliere alla viabilità Fabio Lucchetta aveva chiesto un'accelerazione. Non credo che con il passaggio a ANAS la provincia di Belluno sarà così facilitata nei compiti. Io mi auguro che il presidente Padrin, di cui ho una grande stima come persona, mi auguro che non diventi capro espiatorio di eventuali proteste, soprattutto in periodo invernale. Il messaggio di Vernizzi è diretto. Credo che, insomma, Veneto Strade in questi anni, da quando è stata costituita e da quando l'ANAS ha passato la viabilità in gestione a Veneto Strade, quindi dal 2002, ha sempre dimostrato una efficienza, mi scusino i colleghi dell'ANAS, ma un'efficienza superiore a quella di ANAS.